Continuano gli interventi di riqualificazione della rete viaria cittadina da parte dell'amministrazione comunale di Agrigento e stamane apertura al traffico dalla via Erodoto, tratto di strada adiacente alla chiesa di San Vito, dopo i lavori di rifacimento del manto stradale. Sì, siamo al primo intervento completo che viene restituito alla città nell'ambito del programma dei 6 milioni di euro del rifacimento delle strade della nostra città. Nel frattempo sono in corso i lavori e su Giardina Gallotti e su Via dei Fiumi, via Teatro Tenda, dove si sta facendo un lavoro molto significativo, perché si sta provvedendo alla sistemazione alla raccolta delle acque del villaggio Mosè, problema fondamentale che aveva portato e che porta ogni volta che ci sia acqua forte, porta all'allagamento sostanzialmente di tutta l'area, perché praticamente si è andato a costruire sui letti dei fiumi, si sono andati ad alterare i naturali corsi di acqua, e stiamo intervenendo noi quindi su via Teatro Tenda, su via dei Fiumi, e soprattutto interverremo anche a monte del villaggio Mosè, perché si vada a regolare tutto il sistema di raccolta delle acque. Prossimamente sarà aperto il cantiere del muro che riguarda la via Crispi. Lunedì mattina apriremo il cantiere della via Crispi. Questo è un altro importante intervento che viene fatto, però questa è una fonte di finanziamento a parte. Io sono felice del fatto che nella nostra città, dopo anni di lavoro e dopo anni di interventi, finalmente si aprono i cantieri in un momento di recessione economica, quando in altre parti d'Italia i cantieri sono tutti chiusi, ma il lavoro fatto in questi anni sta facendo sì che Agrigento parte prima la ripresa economica con l'apertura di diversi cantieri. Un'opera che snoderà nel migliore dei modi il traffico nel cuore della città. La fase di chiusura ha determinato notevoli difficoltà per quanto riguarda soprattutto i residenti e l'accesso anche a importanti uffici pubblici che ci sono nella zona. Per fortuna è un periodo superato di disagio, di questo noi ovviamente chiediamo scusa a tutti i residenti della zona, però abbiamo adesso un'opera importante e una messa in sicurezza soprattutto della strada.